Io direi incominciamo perché è la mezza. Qui sono a posto, col microfono si sente? A posto? Allora, buonasera a tutte e tutti. Oggi è l'8 marzo, questa celebrazione per la donna, anche se lo sciopero dei mezzi pubblici ha fatto sì che si fosse fatta la festa alla donna, perché molte donne, amiche mie che dovevano andare in ospedale e altre cose, hanno avuto dei grossi problemi. Allora, mi hanno chiesto parecchie persone perché quest'anno fare così un omaggio ad Emily Dickinson e a me è sembrato doveroso che l'Ateneo Veneto, la Casa della Poesia, rivolgesse un omaggio celebrativo a questa poetessa che è forse la più grande in assoluto internazionale, sicuramente. E poi nel giorno della festa della donna, perché la sua vicenda è stata segnata da quello che succede alla maggior parte delle donne, cioè di non avere avuto riscontro, di non avere avuto il successo, di aver dovuto rimanere, essere dovuta stare in una stanza, nella sua stanza e praticamente autoreclusa. Cioè una condizione femminile che molte donne vivono. Quindi mi sembra la giornata ideale questa per ricordarla. E è stato fatto un invito esplicitamente a tutti i partecipanti della Casa della Poesia a venire a leggere un testo che magari loro hanno sentito più vicino alla propria condizione o forse che hanno ispirato qualche cosa o aperto qualche pertugio, perché la produzione della Dickinson di circa 2000 poemi, poesie, quindi un buon numero, è stata scoperta dopo la sua morte. Lei scriveva in foglietti che poi cuciva assieme, ne componeva dei quadernini e questo importante ritrovamento ad opera sia della compagna del fratello sia della sorella è stata valutata poi e per fortuna oggi abbiamo la possibilità di leggere questi testi. In che cosa si differenzia la sua poesia un po' da tutto il resto? Lei nasce nel 1830 e muore 55 anni dopo. E si differenzia perché apre uno squarcio vastissimo su tutte le sensibilità e su tutto lo scibile. Sembra strano e sembra quasi impossibile, però se voi prendete una a una le sue poesie, uno a uno i suoi testi, potete trovare delle tematiche così diverse, così disparate e così nello stesso modo approfondite che lasciano assolutamente perplessi, che ci danno quella volontaria sospensione dell'incredulità, come diceva Coleridge, che costituisce la fede poetica. Cioè, poesia è questo, quando leggendo c'è un tale spaesamento che bisogna approfondire di più, bisogna soffermarsi e ascoltare di più e percepire di più. Per quello che riguarda la sua vita, che è stata molto importante perché era malata, se muore a 55 anni sicuramente non godeva di salute e ha avuto, pare, una difterite, e anche una malattia dei reni, una difterite, ma lei era sicura di essere epilettica. Allora l'epilessia, che
comunque ha dei segni ben palesi e ben tangibili. Sappiamo che anche Giulio Cesare soffriva di epilessia, quindi sono noti i mutamenti del corpo, come si manifesta, l'insorgere dell'epilessia. Comunque lei era convinta di non tollerare una sorta di inquietudine, irrequietudine del suo spirito, del suo animo, una irrequietudine nervosa che sicuramente aveva un'origine fisica, e appunto per questo motivo, pensando lei, siccome non si sapeva molto sull'epilessia a quell'epoca, comunque lei era sicura di far parte di un gruppo di epilettici, e siccome l'epilessia si tramanda di generazione in generazione, lei era convinta di essere epilettica, e per questo motivo non ha mai voluto né avere rapporti con altri, con uomini, né sposarsi mai, per appunto non avere poi dei figli che potessero avere la sua stessa malattia. E comunque la sua è un'inquietudine palese, che si manifesta ad ogni testo. Infatti adesso, quando vorrete venire a leggere quello che vi è sembrato più interessante o più così, che voi sentite più vicino al vostro essere, avrete la possibilità di percepire. Io vorrei solamente iniziare con una poesia in cui si dice appunto che lei fa un autoritratto di se stessa, e il primo verso di questa poesia, scusate se lo leggo anche in inglese perché è più significativo, è Still Volcano Life. È stato tradotto con una silenziosa vita di vulcano, che già nelle traduzioni poi c'è sempre questo problema di come interpretare. Tutti i traduttori sono dei traditori, perché in realtà è difficile rendere proprio quel pensiero primo che ha ispirato una poesia. Qui è Still Volcano Life, quindi Still Life vuol dire natura morta, di solito. Vulcano, sappiamo il vulcano, quindi cosa voleva dire? Un vulcano spento in attesa di una nuova eruzione? Più tardi poi parlerà anche di Napoli, nature di questo lato di Napoli, quindi il suo riferimento è preciso. Ma questo è un autoritratto, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lei sente di avere un vulcano dentro di sé, che la sua natura è sempre pronta ad esplodere, sempre pronta a scoppiare. E quindi già questa è una prima indicazione. Vi leggo così com'è: una silenziosa di vulcano, vita, che fluttuava nella notte, quando era buio abbastanza per fare a meno della vista che cancella. Un quieto, stile terremoto, troppo sottile per far insospettire nature di questo lato di Napoli. Il nord non sa distinguere il solenne, torrido simbolo, le labbra che non mentono mai, i cui sibilanti coralli si separano e si serrano e città dissolvono. Ecco, questa è tutta una serie di pensieri che sono però imperniati su questa grande realtà che lei sente, della sua grande irrequietudine di sentirsi come un vulcano in procinto di esplodere. Adesso, se, non so, Anna Lombardo, Linda Mavian, se volete, leggiamo
se ascoltiamo i vostri testi, così ci avvicendiamo amabilmente. Buonasera a tutte e a tutti. Io ho scelto 3 testi, ma Cristiana diceva che se sono piccoli potrei leggerne anche altri, ma vediamo un giro successivo. Questi 3 testi sono attraversati da 3 temi che mi sono molto cari e che comunque sono abbastanza presenti nella poetica della Emily Dickinson. Uno, diciamo, è quello un po' che riguarda questo desiderio a tutti i costi della fama, scusate. E lei fa invece un elogio dell'anonimato. L'altro testo riguarda questa mania, diciamo, guerrafondaia che ogni tanto prende il genere umano. E l'altro che avevo scelto invece riguarda la nostra finitudine, la consapevolezza della nostra finitudine. E un altro testo che mi piacerebbe leggere invece è quello legato alla poesia, quindi qui c'entra molto di più la sua concezione della poesia. Sì, volevo dire Anna Lombardo J. Monat, studiosa, anglista e poetessa lei stessa, e scrittrice, autrice di testi critici. Grazie. Sì, allora comincerei con... vediamo se la trovo. Okay. Questa è la prima, l'elogio che io chiamo dell'anonimato, e premetto che i testi che ho preso, se qualcuno magari volesse andare a riguardarsi i testi, sono quelli curati da Johnson, quindi il numero è 288 del 1861. Io non sono nessuno. Chi sei tu? Sei nessuno? Anche tu? Allora siamo in 2. Non dirlo. Spargerebbero la voce, lo sai? Come squallido essere qualcuno, come ordinario, come una rana, dire il tuo nome per tutto giugno, a un pantano ammirato. Il mio amico attacca il mio amico. Oh, battaglia pittoresca. Poi io pure mi muto in soldato ed egli si muta in satirico. Com'è marziale questo luogo. Avessi un fucile potente, credo che sparerei alla razza umana e poi via, verso la gloria. Scusate, quest'altra era sempre di Johnson, è la numero 118, 1859. Sì, è una suddivisione che hanno fatto scusate, i critici. Certo, sono 2 critici che si sono divisi. Sì, quando sono stati scoperti i testi della Dickinson è stato necessario anche dare un ordine o cronologico o per tema, per cui questi 2 critici si sono ben dati da fare. Questa è la 613 1862, la data qui è abbastanza importante anche. Mi rinchiudono nella prosa, come quando da ragazzina mi mettevano nello sgabuzzino, perché mi volevano tranquilla. Avessero potuto spiare e vedere il mio cervello andarsene in giro, era come se avessero confinato un uccello a tradimento in un recinto. A lui basta volerlo e con la disinvoltura di una stella dà un'occhiata alla prigione e ride. Lo stesso faccio io. E noto che anche in questo testo in inglese lei utilizza appunto still. L'ultima, 1864, 905. Fra il mio paese e gli altri c'è un mare, ma i fiori negoziano tra noi come ministri. Grazie. Bene, ottimo. Vorrei leggere una che è stata segnalata dalla poetessa Tomicelli.
O frenetiche notti, se fossi accanto a te. Queste notti frenetiche sarebbero la nostra estasi. Futili i venti, ha un cuore in porto. Ha riposato la bussola, ha riposto la carta. Vogar nell'Eden, oh il mare, se potessi ancorarmi stanotte in te. Ecco, più o meno c'era sempre la stessa idea del mare, ancora sempre segnalato dalla stessa poetessa. Nuovi passi nel mio giardino vanno e nuove dita smuovono la zolla. Un menestrello dall'olmo tradisce la solitudine. Nuovi fanciulli giocano tra il verde e nuovi morti sottoterra dormono. E torna la pensosa primavera, torna sempre la neve puntuale. Lei è della zona del Massachusetts e quindi una zona a nord qui con parecchie nevicate. Quello che ha ispirato anche Emily è stato un po' la lettura delle poesie di John Keats e soprattutto la Ode all'urna greca, che termina dicendo la bellezza è verità e la verità è bellezza. Questo è tutto quello che ci serve sapere, null'altro. E lei stessa compone una poesia proprio su queste tematiche. Adesso vogliamo sentire qualcun altro, per piacere? Sì, Linda. Linda Mavian, autrice di testi di poesia, critica, anche lei. Dove navi di porpora oscillano dolcemente sui mari di Giunchiglia, dei marinai fantastici s'aggirano, poi sul molo è silenzio. Ne leggo altri due perché sono molto brevi. Certo. Se più non fossi viva, quando verranno i pettirossi, date a loro, date a quello con la cravatta rossa per ricordo una briciola. Se anche non potessi ringraziarvi perché immersa nel sonno, sappiate che mi sforzo con le mie labbra di granito. Un sepalo ed un petalo e una spina in un comune mattino d'estate, un fiasco di rugiada, un'ape o due, una brezza, un frullo in mezzo agli alberi, ed io sono una rosa. Qualcun altro vuole? Laggiù qualcuno vuole leggere un testo? Sì, prego, prego. Sì, certo. Non c'è un ordine, quindi siamo in pieno disordine. Intanto buonasera a tutte e tutti. Ringrazio di aver ricevuto questo invito ancora qualche mese fa. Io sono abbastanza una grande appassionata della Dickinson e quindi questo invito mi ha fatto molto felice. E di questa poetessa io mi riconosco in tante cose, mi riconosco soprattutto nella grande passione che lei aveva per la natura,
perché è vero che era reclusa in casa, ma è anche vero che faceva lunghe passeggiate in campagna, che era estremamente sensibile alla percezione appunto della natura, dei fiori, degli uccelli, delle montagne che magari non aveva mai visto, però ha scritto delle poesie sulle Alpi, così come ne ha scritte sui vulcani, così come ne ha scritte sulle grandi cime dell'Africa. C'è la famosa poesia del Chimborazo, e sono posti che ovviamente lei ha visto solo nella sua immensa immaginazione poetica, e ha reso delle poesie sulla montagna come nessun altro alpinista mai ha potuto fare, neanche i più bravi. Io modestamente vado in montagna in modo non alpinistico e amo molto la natura, per cui ho scelto questa poesia, che tra l'altro si trova in una delle tante raccolte edite da Einaudi e tradotte da Silvia Bre, che ha dedicato una vita alla traduzione della Dickinson, e si chiama La raccolta Uno zero più ampio, altre 100 poesie, che probabilmente seguono la numerazione di cui è stato detto poco fa. Infatti questa poesia non ha data, ma è numerata 978. E questa poesia è una poesia che fa pensare non solo alla natura, ma alla caducità e all'attenzione che noi diamo o non diamo a tutte le cose che sono intorno a noi e che possono o non possono avere un valore, e se hanno un valore magari lo scopriamo quando è troppo tardi. E io l'amo da molti anni questa poesia, e dice così: sbocciò e appassì un solo mezzogiorno il fiore, distinto e rosso. Io, passando, pensavo a un altro mezzogiorno, un altro in luogo suo avrà uguale splendore, e non ci pensai più. Ma venni un altro giorno e scoprì scomparsa la specie, località la stessa. Il sole a posto, né altro inganno nella perfetta somma della natura. Mi fossi almeno soffermata ieri, fu il mio rammarico irredimibile. Molti fiori di questa zona e oltre sono periti nelle mie mani ricercando la sua somiglianza, ma rimane irraggiunto il singolo fiore della terra, perché io, passandogli accanto, ero ignara che il grande volto della natura passava infinito accanto a me. Grazie. Grazie. Sì, vuoi venire? Sì, grazie. Poetessa, grazie a Sterlocchi. Sì. Ecco, poetessa ovviamente, anche. perché avere scelto Emily Dickinson significa avere scelto l'esaltazione di tutta la poesia, e lei in origine, diciamo. Quindi, e poi lei parla di tutto, dice tutto, quindi dalla natura all'interiorità più vulcanica e anche più quieta in alcuni momenti. Io, a dire il vero, avevo preparato una serie di poesie nei giorni scorsi perché mi piaceva stare con lei su questa tematica del cielo, che lei indaga molto e in mille sfumature, mille stati d'animo, affermandolo, negandolo, invocandolo,
pestandolo, benedicendolo, quindi questa varietà che poi lei traduce tutta in colori mi affascinava. Avrei voluto leggere quelle poesie, ma devo confessare che lo stato d'animo di questi giorni non me lo permette. E allora, perché è uno stato d'animo ovviamente di grande inquietudine, allora sono andata a cercare alcuni testi che più o meno mi corrispondono. E forse non hanno quella eccitazione stilistica, no? Appunto del vulcano, eccita il vulcano, no? Le eruzioni, il fuoco, la lava, e da questo punto di vista lei, la Dickinson, una grande eccitazione proprio del pensiero, delle immagini. Ecco, queste poesie non hanno quell'eccitazione, anzi però è come se accompagnassero, quindi in un modo più silenzioso, questi giorni. Chi più sofferse le tribolazioni sarà distinto dalle vesti bianche. Indicano le vesti colorate i vincitori di minore grado. Vinsero tutti, ma chi per più volte riportò la vittoria ha pervestito la semplice neve, per ornamento solo palme. Arrendersi è un'azione sconosciuta in questa alta regione. La sconfitta, un'angoscia superata che si ricorda appena, come il miglio che il nostro piede affaticato, a stento, percorse quando il buio divorava la strada. Ma in un sussurro giungemmo alla casa, dicendo solo una parola: salvi. Nessuno sa quanto si estenda la sua disperazione. Come per una strada senza meta, il viaggiatore avanza, 1 miglio solo per volta, senza sapere la distanza, e non si accorge che il sole scende sul suo cammino. Così non sa valutare il dolore chi ne ha appena l'inizio. La sua ignoranza è l'angelo che gli fa da pilota. Rimane curiosa l'anima che ha ricevuto un colpo micidiale. Lo spazio della vita le si stende davanti senza nulla da fare e vi chiede lavoro, fosse soltanto di appuntare spilli o di fare il più misero rammendo da bambini per aiutare le sue mani vuote. E l'ultima: combattere gridando ed a prodi, ma più valenti quelli, io lo so, che caricano in petto la cavalleria del dolore, che vincono e nazioni non li vedono, soccombono e nessuno li osserva, i cui occhi morenti nessun paese guarda con amore di patria. Noi confidiamo che per tutti loro gli angeli sfileranno in piumati cortei, schiera a schiera, con passo cadenzato e uniformi di neve. Grazie a te. Sì, poi lei vive nel periodo della guerra di secessione, perché nascendo nel 30 e la guerra è nel 1850, 58, 60, quindi in un periodo in cui le battaglie ci sono, quindi per quello parla del nord, così. Vorrei un attimo riprendere e poi sentiamo chi vuole leggere. E vorrei riprendere quello che dicevo poco fa riguardo all'influenza di John Keats
e della sua ode all'urna greca, che si conclude dicendo verità è bellezza, bellezza è verità. E allora Emily Dickinson compone questa: morì per la bellezza, ma ero appena sistemata nella tomba quando uno che morì per la verità fu adagiato in una stanza adiacente. Mi domandò silenziosamente: perché sei mancata? Per la bellezza, risposi. E io: per la verità. Esse sono una cosa sola. Noi siamo fratelli, disse. E così, come congiunti, incontratisi di notte, conversammo fra le stanze, finché il muschio raggiunse le nostre labbra e ricoprì i nostri nomi. Ecco, questo è il testo a commento straordinaria, a commento della poetica di John Keats. Chi vuole avanzare? Please, per piacere. Grazie, bene. Laura Guadagnin, poetessa, pluripremiata. E scusa se ho detto poetessa, ma sai com'è. Poeta. Io sono sempre per quella... Poeta della settima stanza, con la grazia. Sì, sempre per quella diatriba famosa. Sì. Avevo fatto una prima scelta dovuta purtroppo alla contemporaneità. Sì. Poi mi sono lasciata libera di tornare invece sui miei temi, sulle mie questioni, che sono molto diverse, anzi sono la strada per attraversare e oltrepassare la gravità e la necessità, la disavventura, come dice Simone Weil, attraverso la grazia. E quindi 2 poesie sulla grazia. E ancora la traduzione di Margherita Guidacci, Harwell, a cui sono affezionata, anche se un po' superata, un po' arcaica. Così l'ottenni, lentamente salendo, afferrandomi ai rami che sporgevano fra me e la beatitudine, come pendeva in alto. Tanto sarebbe valso scalare ad arte il cielo. Ho detto che l'ottenni e fu tutto. Guarda come lo stringo perché non cada, e io resti per sempre miserabile, resa incapace da un istante di grazia, di riprendere quel volto di quieta mendicante che avevo un'ora fa. Se il paradiso non fosse disceso così vicino, parve alla mia porta, mi angoscerebbe meno la distanza. Io prima non speravo, ma sentire la grazia allontanarsi, quella che mai pensavo di vedere, ora mi affligge, come un doppio danno. Essa è perduta per me. E questa che sembra ancora più contemporanea, perché è una questione che è affrontata anche dalle neuroscienze, dalla fisica quantistica e da tutte le dottrine spirituali, dall'Oriente all'Occidente, e è sempre centrale come questione, e dice:
Ogni vita converge a qualche centro, dichiarato o taciuto. Esiste in ogni cuore umano una meta, che so forse osa appena riconoscere, troppo bella per rischiare l'audacia di credervi. Cautamente adorata come un fragile cielo, raggiungerla sarebbe impresa disperata, come toccare la veste dell'arcobaleno, ma più sicura quanto più distante per chi persevera. E come alto alla lenta pazienza dei santi è il cielo. Non lotterà forse la breve prova della vita, ma poi l'eternità rende ancora possibile l'ardente slancio. Grazie. Grazie. Ecco, comunque l'intensità è sempre molto completa e molto forte ad ogni testo. Qualcuno vuole? Amannise? No? No. Beh, leggo allora quella con cui ho iniziato, A Still Volcano Life, con la traduzione, così tanto per avere l'idea di quello che lei indica come il vulcano, l'irrequietudine, la possibilità di irrompere in maniera violenta e drammatica. Una silenziosa di vulcano vita che fluttuava nella notte, quando era buio abbastanza per fare a meno della vista che cancella. Un quieto stile terremoto, quel terremoto che viene preceduto da una grande calma e poi l'eruzione. Troppo sottile per far insospettire nature di questo lato di Napoli. Il nord non sa distinguere il solenne, torrido simbolo, le labbra che non mentono mai, i cui sibilanti coralli si separano e si serrano, e città dissolvono. In inglese queste labbra che non mentono mai in realtà sono the lips that never lie, che può essere anche che non stanno mai ferme, che non si riposano mai. Quindi nella sua ricerca della parola c'è anche questa idea di poter usare uno stesso termine per più significati, quindi dare questo senso polisemantico alla parola che sappiamo è lì la grande bravura e la grande abilità. Qualcun altro vuole leggere, vuole dire? No, cosa aspettate che legga io? Allora, ancora una che aveva scelto la Tomicelli, che io purtroppo con questa luce vedo malissimo. Non so come mai. Anche perché dopo il terzo vaccino la mia vista è migliorata, sorprendentemente. Guardate, è una cosa sorprendente. Prima dovevo sempre usare gli occhiali per guardare la televisione, adesso no. Pure quando vedo un autobus, prima non distinguevo il numero se non a 4 metri, 5. Adesso alla fermata successiva già vedo il numero giusto. Grazie per la luce. Ho una sorella nella nostra casa ed una alla distanza di una siepe. Di queste una soltanto è registrata, ma entrambe mi appartengono. Una venne dalla mia stessa strada e indossava le mie gonne smesse. L'altra, come un uccello, fece il nido
fra i nostri cuori. Il suo canto non somigliava al nostro, aveva un'altra melodia, era in se stessa musica come l'ape di giugno. Oggi siamo lontane dall'infanzia, ma su e giù per i colli tengo più stretta la sua mano che abbrevia le miglia, e sempre la sua musica nel passare degli anni inganna la farfalla. E nei suoi occhi restano le viole che avvizzirono da molte primavere. Io versai la rugiada, ma serbai la mattina. Io scelsi questa sola stella dalle vaste regioni della notte, o sue per sempre. Ecco, cosa possiamo dire di questo suo modo di proporre i temi? Questi sono temi incalzanti, uno dietro l'altro, sono le immagini, sono i suggerimenti, sono i pensieri reconditi, sono i ricordi lontani, i ricordi che diventano futuro. Cioè c'è una serie di immagini e anche di movimenti all'interno di una stessa poesia che fa veramente di questa autrice un'autrice da esplorare, non soltanto da leggere, ma da indagare e da esplorare, e quindi si sente quanto Macerata potesse essere il suo fare poesia, il suo poetare. Da notare, prima appunto Laura Guadagnin leggeva quella poesia in cui si parla del bianco, dei colori che sono più un po' inferiori, diciamo, e il bianco. Lei alla fine della sua vita, per diversi anni, decide di vestirsi sempre di bianco, di restare racchiusa nella sua stanza, di non uscire mai, e quindi i ricordi delle passeggiate che faceva da giovane poi vengono stesi all'interno delle poesie come ricordi. E da notare che negli stessi anni, un po' prima forse, più o meno sì, un po' prima, Mary Wollstonecraft aveva raccomandato, Mary Wollstonecraft, che è una delle prime femministe, madre di Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein. E Mary Wollstonecraft aveva fondato una scuola per ragazze, per giovani, assieme a una sua amica, ed era una scuola impostata secondo dei principi salutari. Per esempio, bisognava stare spesso fuori, all'aperto, perché le ragazze molto spesso venivano costrette a rimanere in casa, ricamare, a leggere, insomma, ad attività per cui era sconveniente che le ragazze uscissero e andassero a fare delle passeggiate, cosa che secondo Mary Wollstonecraft era assolutamente abominevole, perché le ragazze dovevano fortificarsi. Se gli uomini erano anche più forti, con una muscolatura maggiore, era dovuto proprio a questo, perché anche liberamente andavano in campagna e andavano a scorazzare come meglio desideravano. Quindi per questo motivo anche per Mary Wollstonecraft, secondo me, per lei sarebbe stato un soggetto un po' difficile da trattare. Non si sono mai conosciute, ma sarebbe stato un argomento un po' complicato. Allora, questa sera, oltre a parlare di Mary Wollstonecraft, vi dico brevemente che sarà presentato tra un po' un libro edito da Eidos e da Supernova, un testo di Vittoria Surianna sulle donne, soprattutto venete, artiste
che non sempre vengono ricordate, quindi è un piccolo libro di cui qui non ho una copia, comunque si trova in libreria e sarà presentato a breve. Un altro testo che sarà presentato il 28 marzo alla libreria La Toletta. Questo libro è edito sempre da Supernova e scritto da Antonella Bontae, Perché non sia un sogno e svanisca presto. Riguarda Silvia Businello Toro e la libreria delle donne, quindi una tematica nei confronti di questa che è stata una femminista, una donna che ha lavorato tantissimo per l'emancipazione femminile, e è una raccolta di interviste di donne che l'hanno conosciuta, e quindi insomma così verrà presentata il 28 marzo alla libreria, non alla libreria, allo spazio eventi della Toletta, che non è in libreria ma è nella fondamenta di Montin, tanto per intenderci. Sì, è bene questo aggiornamento, così almeno sappiamo quali sono le novità in campo. Sarà per il 21 di marzo, lunedì 21 marzo. Sono Valentina Pasquon, ho sempre scritto poesia, questo è il mio primo romanzo, per cui ci tengo a dirlo e spero che qualcuno di voi che veniate qui in questa sala per la presentazione. Il titolo è Era primavera d'Amaranto, editore Manni. L'autrice sono io, Valentina Pasquon. Bene, Grazie, allora grazie. sì, cercheremo di esserci, di essere presenti. Altri? Sì? Ah sì, qua Antonella. Ecco, no, perché l'autrice di questo libro è qui, non l'avevo vista prima. Sì, adesso vieni anche tu. Antonella Bontae è lì. Io invece volevo fare un annuncio per maggio. A questo punto ricordo che il 27 di maggio si farà il Festival internazionale di poesia La Palabra del Mondo. Come ogni anno lo facciamo e anche quest'anno sono 2 anni che è in clausura, cioè non con la presenza degli artisti e delle artiste, però lo potete sempre seguire sul web, basta andare su Google e scrivere Palabre nel Mondo Venezia 2021, 20 eccetera e vi appare il sito. Quest'anno speriamo, insomma, se nessuna bomba ci arriverà da questi maniaci addosso, riusciremo ad averlo in presenza. Sarà il 27 di maggio di pomeriggio all'Istituto Romeno che è in Campo Santa Fosca, se non erro. Sì. Come ogni anno, anche quest'anno il festival è dedicato alla pace, cosa mai così profetica, ma lo facciamo da 5 anni perché la pace non è una cosa che si costruisce da un giorno all'altro, e la pace significa tante cose, significa no guerra, no armi, no soprusi, no violenze e tutto quello che sappiamo. Quindi ogni persona, ogni poeta e ogni poetessa che parteciperà al festival, diciamo che svilupperà questo tema della pace in base alla sua poetica. Se venite vi aspettiamo. C'è anche la musica, perché in genere cerchiamo anche di affiancare un'altra arte, la musica o la pittura o la fotografia e quanto possiamo fare per sollecitare e fare in modo che la parola poetica sia ascoltata. Grazie. Ecco qui Antonella Bontae, che è l'autrice di questo libro. Se vuoi dirci brevemente com'è stato il procedimento. Sì, allora Silvia Businello Toro era segretaria della sede mestrina dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane, e si è sempre interessata ai temi del femminismo fin dagli anni 70. La sua grande idea è stata quella di aprire la Libreria delle Donne nel 1995 e per 5 anni ogni settimana organizzava degli eventi con la presentazione di un libro.
ma erano eventi con partecipanti a livello nazionale. È andata Margherita Hack, Alberta Basaglia, Anna Maria Ortese, per ricordare qualcuno. Quindi c'erano scienziate, letterate, filosofe, artiste. E quindi è un grande esempio di donna tenace, ottimista, solare, anche per le nuove generazioni. E il libro si divide in 2 parti. Prima ci sono le testimonianze con le donne che ho intervistato, che l'hanno conosciuta, che ne delineano la personalità e l'attività. E l'altra riguarda tutti questi più di 120 incontri in cui ci sono le biografie, le trame dei libri e anche i ricordi di chi vi ha partecipato. Ecco, e occorre prenotarsi come sempre adesso, se volete venire il 28 marzo. 28 alle marzo, ore sì, 18. allo spazio eventi della Toletta, sì, bisogna prenotarsi, Green Pass, FFP2, insomma, a distanza, per cui ormai lo sappiamo, quindi noi ci adeguiamo in maniera ossequiosa. Grazie Antonella Bontae. Anche se posso dire 2 parole, io non ho mai avuto il coraggio e la forza di scrivere riguardo a Silvia Businello Toro, che era mia cugina, perché è troppo pesante, è veramente meritevole il lavoro che ha fatto Antonella Bontae, perché è riuscita con una tenacia, con una forza di volontà a mettere assieme tantissimi personaggi, perché tutte le donne intervistate poi sono delle persone di grande spessore, e a fare una storia da cui si capisce l'importanza anche non soltanto di Silvia, ma del femminismo e di quello che è significato, perché in 50 anni la storia della donna è cambiata completamente. Ecco, se noi pensiamo che è del 1982 la legge che criminalizza il delitto d'onore, dico 1982, è veramente abnorme. E così grazie ad Antonella Bontae, perché ha fatto veramente un lavoro, lo so io perché l'ho vissuto, molto complesso, molto delicato e molto incisivo. Grazie Antonella, grazie a te. Dimmi, scusami. Sì. Dimenticavo. C'è un'altra poetessa, Paola Novaria, che è già venuta qui alla Casa della Poesia, e il 12 di marzo alle ore 16:30 presenterà un libro, Tra pietra e acqua, dedicato appunto a Venezia, presentato da Tiziana Bertoldin, e questo sarà all'Hotel Villa Mappaga. Non conosco. No, è Mappa. In Riviera comunque non ci sono mai state, è bella la villa? È molto bella. No. E Riviera San Nicolò, per chi volesse esserci, di al Lido a Venezia. Cioè, ci tenevo a dirlo perché ci aveva inviato la vero, comunicazione, ma probabilmente l'ho dimenticato. Non si è fatto in Hai tempo ad ragione, aggiungerla. sì. Beh, è bene che anche questo sia un punto di incontro di vari interessi, di varie attività di questo momento. Beh, io concluderei con un testo, se altri vogliono leggere. Mi sembra di no. Concludo io con un ultimo testo e poi siamo liberi di andare in qualsiasi luogo, a manifestazioni, a cene. Ecco, allora, un testo che è lusinghiero, diciamo, che cerca di farci capire che insomma c'è pur della bellezza e c'è pur del bene, sempre visto in maniera un po' tetra e un po' cinica, come Emily Dickinson non poteva che fare. Continuerò a cantare, stormi d'uccelli mi sorpasseranno nel loro viaggio a climi più solari.
ciascuno con in cuore l'ansia del pettirosso, io col mio petto rosso e le mie rime. Più tardi, quando al colmo dell'estate riprenderò il mio posto, sarà più pieno il mio canto, Signore. Dei mattutini son più dolci i vespri, ed il mattino è solo il seme del meriggio. Ecco, così concludiamo questo pomeriggio per Emily Dickinson. Grazie a voi.